Scatman's World. Bella raga, tutti del Comandone Veneziano. Allora Fioi, ho visto che ci sono parecchie cose da fare con la modalità manager, nel senso bisogna andare a migliorare lo staff, il marketing, vabbè, le moto da comprare, addirittura qua per esempio, qua sistema la trazione, c'è livello 1, 2, 3, preparazione atletica, dei miglioramenti nel far salire il personaggio prima, veramente è fatto molto molto bene, me la godo sta roba. Prossimo weekend, cazzo me la fare? Ok, calendario, attività, vediamo cosa vuol dire. Ah ok, allora vediamo. I piloti ti partecipano Photoshop, ok, ricevo un bonus di 5.000 crediti, sessione autografi, reputazione, intervista, ok, questo non mi fido ancora. No, intanto faccio un photo shooting, dai, per così mi presento e dimostro tutta la mia perfezione psicofisica e psicocumendiana. Facciamo così, dai, ci spariamo il photoshopping, sì, il photo shooting. Ok ragazzi, siamo alla prima tappa del mondiale. Vediamo Twitterone, perché ricordiamoci di Twitterone. Allora, vabbè, qua ti spiega un po' la gestione dei reparti, gestione dello staff, gestione piloti. Ok, qua abbiamo il nostro, allora che dobbiamo cominciare ad amarlo, questo fio della mignotta. No, ho sbagliato. Mark Mandrioli, ragazzi, italo-americano, ragazzi, un italo-americano che ha voglia di spaccare i culi. Speriamo. Vabbè ragazzi, ci becchiamo dopo le qualifying session del Grand Prix. Allora ragazzi, siamo 13esimi in griglia, non male, dai, per questi primi video registrerò solo una gara, dopo cominceremo con le 2 gare a video. Intanto voglio prendere un po' di confidenza piano piano, voglio un po' gustarmelo anche il gioco, non subito sbregarlo, nerdarlo. Ok, non ho visto dov'è il mio compagno, però sono un coglione. Allora, vediamo un attimo. Il mio compagno... Cazzo. Eccolo là, c'è il thailandese di merda. Allora, ok. Penultimo, Mark Mandrioli. Bravo. Allora, è il suo fratello. Mi ricordavo che era in Moto 2. È il fratello, quindi la Rosy Bindi... È la mini Rosy Bindi. Poi Gian Doiotto mi piace. E poi vabbè, insomma. Ah, Sasaki. Vado un attimo. Topolino. Vabbè, insomma, dopo piano piano ci arriveranno, insomma. Vabbè, andiamo ragazzi. Scendi in pista. Andiamo raga, l'obiettivo è fare qualche punto. Fare qualche punto iridato in una gara che amo molto. Gran Premio del Qatar. Prima tappa del mondiale. Debutto ufficiale di Veneziano. Che la classe dove ho vinto di meno la Moto 3, incredibile. Buttiamoci, questa è una gara dove possiamo fare parecchi punti se guidiamo bene. Attenzione a Palacio. Palacio intanto rompe già i maroni. Qua abbiamo Linda Antonelli. Dai, come devi spingere a cannone. Siamo 12esimi, possiamo arrivare top 10 secondo me. No, non così però. Non guidando così, dai Come, bisogna fare punti. Bisogna portare soldi. Anche perché il mio compagno mi sembra una mezza merda. Infatti la prima cosa che voglio è tirare su il compagno. Attenzione Antonelli. Come entra il Cume, siamo contro 8. E il Cume c'è, il Cume mi sta piacendo in questo debutto. Vai Cume, spingila. Eccolo qua Bastardini. C'è davanti il bastardone. E il Cume, ricordo, difficoltà difficile, penultima e semi-pro per il momento, poi cambiamo, ma devo riprendere la mano ragazzi. Mignolo, c'è anche Mignolo. Ci siamo tutti ragazzi. E Tony Black ha promesso cose buone.
se portiamo a casa bei risultati. Molto meglio comunque di Valentino Rossi The Game, ragazzi, sia nella grafica che nelle modalità. Veramente Valentino Rossi The Game mi ha deluso in una maniera sconcertante. Infatti è l'unico gioco di MotoGP che non ho finito. Quindi all'inizio ce lo gustiamo un po' così il gioco, con una gara video, e poi tac, cominceremo con le canoniche 2 gare. Addirittura in MotoGP 14 ce ne sparavamo 3, ma quelli erano altri tempi dove il Kuma aveva più tempo. Cerchiamo di tenere anche il 9° posto, ragazzi, con le unghie e con i denti. Mi sta piacendo questo veneziano. Vai Kuma, devi pompare Kuma, devi... per il ritellino mi danno merda. Martin Scorsese, gira veloce. E ciao, ciao, il ritellino mi sta sverniciando chiunque praticamente. Occhio Kuma, occhio, attento. Oh, attenzione, un morto. Un incidente. Incidente per Loi. Loi. Incidente per lui. Però ci sono, diciamo, il MotoGP 14 è stato, e 15 è stato il top, cazzo, da questo punto di vista. Forse il 14 più di tutti. È là che è nato il tutto, a parte il MotoGP 8. Dai, almeno in top 10, cazzo. Però è dura, la moto è veramente lenta, fioi, La moto è veramente una merda, però pian pianino la tiriamo su. Adesso vediamo, cerchiamo di no, forse chi se ne frega del compagno di squadra, però ci costa soldi, cazzo. Forse ho sbagliato, vabbè. Vabbè, crescerà anche lui, cazzo. Dopo vediamo sta cosa. Però se facciamo crescere la moto è meglio così, se la moto è più competitiva. Dai Comendone, tira fuori la prestazione della vita. Sarà dura questa modalità manager, secondo me. Sarà duretta, raga. Comunque stiamo guidando in maniera pulita per il momento. Frena frenati. Noi siamo qua a caccia di Antonelli. Dai, come pompa. Dai, come pompa, che cazzo. E lotta con Antonelli, lotta vera con Antonelli, fioi. Per il 9° posto. Per la 9ª posizione. Che sono comunque punti importantissimi per la Mahindra, dominatori sexy team. Giro veloce di Scorsese. Giro veloce di Cabaret. Cabaret, signori, Cabaret. Attenzione qua, vado un po' lungo, attento come non cadere. Questa non l'ho presa certamente bene, purtroppo, infatti ho perso anche da... Dai che siamo più forti. Consumo gomme alle stelle nella posteriore. Mi sembra, almeno di capire. Devo tentare il sorpasso in quest'ultimo giro. Il final lap come indiano è nato qua, signori. E su Formula 1. Dai, come provaci, dai. E l'internazzo c'è. Il Bulegan, devo trovare un soprannome per il Bulega. Però il Bulega ha quel cognome che già mi piace così, quindi alla fine è un Bulegotto. Perché il Bulega è già troppo bello Bulega, già così. Puoi mettere Bulegotto. Quello ci può stare già di più, però intanto prendiamoci il 9° posto, cazzo. Mi sta piacendo veramente questa gara. Questo Kume è già in grande spolvero e non gioco da un anno quasi. Da un anno magari no, però da settembre-ottobre forse. E qua prendo il cordolo molto bene, mi sto anche... Si vede che sto prendendo la mano comunque, di nuovo. Aspetto un po' per il livello massimo, proprio perché voglio un attimo, insomma, ambientarmi. Però il Kume c'è.
Questa è anche una gara favorevolissima. No, no, cazzo. E lo chiude. E lo chiude. In maniera splendida. Bu 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 bu. Nono posto al debutto. E mangiatevi il pacco. Yes. Gran risultato. E numero 90 perché tutte le ragazzette a 90. Hashtag le ragazzette del Cume. A 90. Vediamo il nostro collega di merda. È 29esimo, evviva! E prendiamo i primi 7 punti della stagione, fioi. Ok. Buono, però sono punti pesanti in ottica mondiale. Beh, sei contento? Che cazzo? Ma qual è l'obiettivo, scusa, su brutta merda umana? Scusa, ma che cazzo? Obiettivo gara 20esimo, posizione finale nono. Sporo. Se non so. Obiettivo gara 20esimo, posizione finale 29. Che sboro, mi Marco Mandrioli è una merda umana. Però sta salendo un pochino. Ok. Dai, 8.000 euro abbiamo guadagnato. Non male. Ok, proviamo a migliorare qualcosa. Allora, gestione. Supporto. Per l'abilità, vedi, queste robe qua servono. L'abilità in curva. Vedi. Preparazione atletica. Ma la moto non posso migliorarla. Questo è per le abilità. Ufficio. Un'attività aggiuntiva, ok, aspetta. Beh, no, che sborba, quanto costa sta roba? Porca troia. Ingegneri meccanici. Consigliatemi anche voi. E vedi qua per sviluppare i freni e le robe. Ingegnere pista. Il telaio, ok, sono questi. Però per svilupparla. Ma forse qua. Riesco a trovare. Prestazioni pilota. No, garage forse. Sì, eccola qua. Workshop 2. 50.000. Sviluppa moto. Motore. Si comincia a capire qua. Però io aspetterei un attimo. Aspetterei qualche soldino in più. Perché questo cosa dà il workshop? Ho capito. Cioè il workshop 2 mi dà dei potenziamenti aggiuntivi, ragazzi, ecco una domanda, cioè se io vado a comprare questo, la moto si sviluppa oppure posso solo, come si dice, probabilmente forse con questo la sviluppo e con questo ho dei pezzi più grossi da sviluppare, probabilmente, sarà così, va buona, comunque non male la prima gara, sotto il comandone veneziano, adesso ci spareremo anche la prossima gara singola e poi partiamo con le doppie gare. Raga, ho sotto il comandone veneziano, sto gioco mi sta piacendo, molto. Ciao!